infatti ed è stato interessante vedere il lavoro di tutta questa gente e con questo mi voglio un attimo ricollegare, perché come al solito avevo pensato di dire qualcosa, però voglio dire qualcosa. Posso? Allora, ho apprezzato molto tutti gli interventi, sono stati molto interessanti, soprattutto l'ultimo che mi vede interessato come ingegnere meccanico, e quindi è stato bellissimo poter vedere questa applicazione di modellizzazione. Però mi sento di apprezzare in maniera particolare l'intervento del dottor Di Pezzo, quando ha parlato del rapporto tra università e azienda. È vero assolutamente che l'università in tempi passati mal si adeguava al modo di pensare delle aziende, no? Mi costa l'esperienza di aver avuto un paio di idee carine e poi essere andato in azienda a dire guarda, vorrei fare questo, mi piacerebbe, e sentirmi la risposta, vabbè, allora dobbiamo fare un business plan, dobbiamo andare in consiglio di amministrazione, guardare come si può fare, vediamo un po' qual è il core business, tutto fatto. A quel punto non ero assolutamente abituato a questo, non siamo abituati. È vero anche però, riallacciandomi al discorso della professoressa Mercantini, che le aziende, soprattutto le aziende del sud, dovrebbero, così come l'università si sta adeguando, università, politecnico, eccetera, soprattutto Bari, si sta adeguando al mercato, facendo crescere degli spin-off come quello che è Oslo Consulting oggi, cioè degli strumenti che vanno verso il mercato. Così le aziende dovrebbero cambiare un attimo il loro modo di guardare l'università, soprattutto di guardare il prodotto dell'università, che sono gli studenti. Quando io mi affeziono tanto ai miei studenti, e quando si laureano mi dicono troppo, ho trovato lavoro a Milano, è il primo, il secondo, mi viene veramente, da un lato mi dispiace, dall'altro mi nervosisco, perché gli studenti, soprattutto di questa facoltà che conosco, ma tutti gli studenti delle due maggiori università di Bari, sono studenti che hanno delle competenze enormi, e vederli studiare così tanto, per esempio nel corso di laurea in marketing di questa facoltà, vanno tutti al nord, Milano, perché? Perché quando cercano in azienda contratti di stage, l'azienda gli risponde, si viene a fare lo stage gratuito. Ho visto un sacco di studenti andare per esempio in aziende che avevano avuto dei fondi europei per assumere personale, che gli dicevano di stare 6 mesi in stage gratuitamente, pagandosi anche la benzina, e poi vediamo. Questa è la vita. Come si fa a dire a un giovane poi vediamo? Dopo che ha studiato un sacco di tempo. Per cui dovrebbe essere una convergenza che è una convergenza di interessi. Noi produciamo alta competenza e le aziende dovrebbero sfruttarlo, così come l'università. Tra l'altro noi la produciamo, perché non è che i ragazzi poi non vengono selezionati fuori, perché quando una volta che decidono di muoversi da questo territorio sono considerati qualificati da quell'attività, per cui, cioè questo devo dire, approfittiamo anche di questa occasione perché abbiamo gli studenti che non è giusto che si sentano così, anche demotivati in qualche modo, perché oggettivamente sono bravi e le competenze che noi offriamo loro servono, è solo che c'è un problema sono su momenti differenti, su orbite diverse. Siamo a Bari, perché gli dobbiamo togliere il sole e dobbiamo fare camminare? Vabbè, detto questo, terminiamo di dire. Allora, prenderò pochissimo tempo, però mi piace che ora siamo tutti tipo su una mongolfiera, siamo su, abbiamo visto tutto il centro di competenze, tutto quello che si vuole fare, tutto quello che è stato organizzato dagli organizzatori così egregiamente. Scendiamo un attimo, prendiamo una lente di ingrandimento, vediamo effettivamente che cosa c'è stato di concreto all'interno di questo progetto per quanto riguarda
la facoltà in cui siamo e quello che abbiamo realizzato qui. Beh, da qualche mese fa la professoressa Bergantini e la professoressa Valleri mi chiamano e mi dicono: Agostino, dobbiamo fare questa sede d'aula perché con molta energia, loro ci credevano veramente, tenete conto che siamo in una struttura universitaria, quindi è una cosa assolutamente innovativa il progetto del genere. Mi ha colpito molto l'energia che ci hanno messo, questa energia è l'energia che ci mette l'imprenditore a fare le cose, non siamo più università che è fine a se stessa, siamo anche imprenditori, quindi la loro energia è stata trainante per me. E abbiamo visto che cosa si potesse fare anche con il professor Capitelli per questa modernizzazione di cui ci ha parlato il dottore Kirchner. E allora quindi abbiamo progettato un sistema di cluster. Io vi invito ad andare a vedere sulla Cyber Aula, Cyber Lab, perché è molto interessante andare a vedere che cosa c'è. Ci sono un sacco di computer, ci sono lavagni interattivi eccetera, poi c'è un castelletto messo lì che fa qualcosa, è un cluster, c'è un insieme di computer che dall'inglese grapple, che sono connessi tramite una rete telematica. Un sistema di cluster non è necessariamente un sistema di supercomputer, anche computer vecchissimi possono essere messi in cluster e non devono essere necessariamente ubicati nello stesso ambiente, possono essere anche computer spesso utilizzati in territori di impostazioni differenti, sul territorio anche a livello mondiale. Ho letto da qualche parte un sistema di clustering per risolvere l'ipotesi di Riemann, cioè quella sui numeri primi, per il calcolo del numero primo successivo a un numero primo noto, il che non è semplice, non c'è una formula per farlo. Quindi i sistemi di clustering sono fatti appunto per risolvere cose complesse, problemi complessi che l'uomo si pone, come quello della propulsione spaziale. Ecco, le immagini non si vedono, non fa niente.